Signore e signori, buonasera dal Palabus Company di Villafranca Piemonte. Io sono Giancarlo D'Ametto e sono qui con Alessandro Bussi. Un saluto a Giancarlo e un saluto a tutti quelli che ci guardano da casa. Siamo qui per commentare questo secondo turno di playoff per la qualificazione alla Challenge Cup tra la Eurotech UEBI Busto Arsizio e la Watford Green Pinerolo. Sandro, che partita ti aspetti? Dobbiamo iniziare a valutare la partita quando vedremo i sestetti in campo, vedremo se gli allenatori delle due squadre daranno magari più spazio alle seconde linee o invece se partiranno con il sestetto titolare. Lo sapremo presto. Sì, siamo in attesa appunto degli starting six delle due squadre. Pinerolo che arriva da una lunga sosta, ormai sono 3 settimane che non gioca più. Busto Arsizio invece che fino alla scorsa settimana ha giocato, è andata vicinissima a portare Scandicci alla terza partita, è riuscita solamente ad impegnarla fino al quinto set. Ma ecco che c'è la presentazione dei due arbitri e stanno cominciando a scaldarsi le ragazze. Pinerolo che probabilmente scenderà con una delle migliori formazioni possibili. Stiamo un attimino a vedere, perché chiaramente possono essere anche delle sorprese. Come dicevamo, questa può anche essere una partita dove i due coach daranno spazio anche a chi ne ha avuto meno. Qui il palazzetto magari non è pieno, però quelli che ci sono si stanno facendo sentire con una certa energia. C'è attesa per i sestetti. Lo speaker sta cominciando a leggere adesso i nomi di chi entra in campo. Sì, Busto Arsizio che parte con lo starting six che ha caratterizzato le ultime partite. Sono le ragazze che hanno giocato più spesso: Sartori, Evan Avermaet al centro, Piva e Kunzler di mano, e invece la diagonale tra Obossa e Boldini. E anche la formazione che nell'ultima partita di campionato che ho commentato qua al Palabus Company ha inferto una brutta sconfitta al Pinerolo, bisogna dire, giocando una partita non dico perfetta ma veramente ad altissimo livello tecnico e tattico. Sì, Busto Arsizio quest'anno ha riservato veramente alcune sorprese positive, inanellando tutta una serie di risultati e, come si dice alle volte, asfaltando le squadre che erano sotto di lei in classifica. Mentre invece la Watford Green schiera la diagonale Avenia Smarzek, Cosi e la francese al centro, e invece di mano Dodorico e Bracchi. E come libero abbiamo la Giada Di Mario. Grande assente per il momento Capitan Akrari. Mi dicevi che hai sentito che c'è qualche piccolo problema fisico per lei? Sì, praticamente si è fermata a inizio del riscaldamento a causa di un fastidioso torcicollo. Purtroppo anche solo con un torcicollo del genere non si può giocare. Infatti praticamente non ha fatto riscaldamento. Adesso la vediamo lì seduta vicino alle proprie compagne, ma siamo pronti ad iniziare la partita. Battuta, ricezione, Avenia, Bracchi di mano. Bracchi scalda subito il braccione e tira un ottimo diagonale passando di fianco al muro. Il Pinerolo è partita con questa strana posizione in P3
usata da pochissime squadre, ma in realtà coach Marchiaro ce l'ha fatta vedere abbastanza spesso quest'anno. Assolutamente Battuta sì. Silves. Silves che non si è fatta pregare, palla ad Obossa, nuovamente Obossa fuori mano che con una piazzata trae in inganno il muro e la difesa della Washford Green e quindi manda al servizio la propria compagna Kunzler. Un buon inizio di partita, comunque si sono già viste 2 o 3 buone azioni. Kunzler in battuta. Bella battuta qui di Kunzler che cerca Bracchi in zona 5. La ricettrice della Washford Green si fa trovare non prontissima e sbarella un bagger. Una prima buona notizia per Pinerolo: Avenia e Smarzek sono riusciti a non scontrarsi, era una posizione veramente brutta. Bella palla della Smarzek fuori mano, il libero di nuovo, un bel attacco di Piva, Bracchi di nuovo chiamata ad attaccare e il muro di Busto Arsizio che non perdona. Siamo sul 3-1 per la squadra ospite, di nuovo Kunzler al servizio, questo servizio sempre molto insidioso che passa veramente raso rete. Buona ricezione da parte della Bracchi, Cosi che attacca, però il muro riesce a contenere, per fortuna. Sì, qui c'è stato l'allenatore della Washford Green, Marchiaro, che ha chiesto un check su un'invasione su questa palla. Abbiamo dimenticato di dire, ma chi sta guardando la partita da casa sicuramente se n'è accorto, la Washford Green sta giocando anche con il secondo libero Giada Di Mario, una ragazza giovane con buone prospettive di crescita. Quest'anno ha trovato un po' di spazio nella parte centrale del campionato, quando è stata chiamata in causa ha sempre fatto delle buone prestazioni e fino a questo momento era attenta e è stata attenta e presente. Ecco che è svelato l'arcano, almeno per noi, della chiamata di Marchiaro. Avevano ravvisato un tocco a rete sul muro di Busto Arsizio e quindi si riparte con 2-3 con Avenia al servizio che si prepara ad effettuare. Kunzler in ricezione, palla alta per Piva che gioca una bella palla. Palla alta classica, ha ritardato un attimo il colpo, ha mandato fuori tempo il muro che si è portato la palla fuori. Ecco la Sartori al servizio, Pinerolo che si prepara a ricevere in +1, buona ricezione da parte della Bracchi, pallone che non va per terra, però la copertura di Busto Arsizio c'è finché riesce a dare una buona palla a Piva che non la mette per terra, ci pensa invece la Smarzek da fuori mano con un bel mani fuori. Azione di gioco caratterizzata da qualche incomprensione fra l'alzatore, che ricordiamo in questo momento per il Pinerolo e Avenia, e c'è stato qualche incomprensione soprattutto con la pipe giocata con Dodorico, non si sono trovate, però fase sporca di gioco, ma il Pinerolo porta a casa il punto. Ed ecco Bracchi al servizio, aspetta l'ok da parte dell'arbitro e quindi si prepara a servire. Buona ricezione da parte della Kunzler, primo tempo della Van Avermaet che se la cava con un bel pallonetto mettendo fuori causa il muro e la difesa della squadra di casa. In questi casi manca sempre un po' la comunicazione di chi sta dietro il muro, un bell'urlo ci vorrebbe per far capire che in questo caso il libero era pronto a difendere. Bel servizio dell'Obos in salto, palla Smarzek,
murata dalla Van Avermaet, pallone un po' scontato. È chiaro che quando ci sono questi servizi così ben tirati il primo obiettivo della ricezione è non subire, quindi bisogna poi andare sulla palla alta. Qui la Smarzek non è riuscita a fare mani fuori, ma ha incrociato il muro della centrale avversaria. Obossa lascia andare il braccio, forse un po' troppo. Pallone, è mancato il fischio del pubblico, perché il pallone in termine tecnico si chiama un fischione. Sì. Nulla di che. Con quel tipo di servizio chiaramente ha licenza di forzare. Qui di nuovo Smarzek, difesa del libero di Busto Arsizio, nuovamente palla Smarzek contro muro 2, e qui un po' di pasticci in campo Bustocche, che non riescono a giocare questa palla che sembrava nelle corde. Brutto pasticcio del libero su una palla che era tutt'altro che irresistibile, l'ha buttata quasi sul sedile dell'arbitro. Sì, nulla da fare per Boldrini, che chiaramente non poteva recuperare questo tipo di pallone. Di nuovo palla Smarzek sulla rigiocata, difesa di Obossa, e qui palla in 4 a Piva. Buon muro, però anche ottima copertura da parte di... E qui finalmente Smarzek mette per terra con una bella palla in diagonale, sulla quale non riesce ad opporsi l'Obossa. Avenia sta insistendo molto su Smarzek, probabilmente con l'idea di cominciare a trovare almeno una buona palla con lei e poi cominciare a smistare il gioco anche magari con i centrali, con i posti 4. Così al servizio sul libero, palla a Piva e palla per terra. Bella lungolinea, ben difesa da Avenia, ma sì, bella difesa. Qui il muro non è stato pronto a eseguire un secondo tocco, che non era poi così difficile. Una piccola disattenzione del muro. Rebecca Piva che si appresta a servire Pinerolo, che è in P5, quindi con Dodorico, Silves e Smarzek come attaccanti. Ottimo turno in servizio di Cosi per Pinerolo. Dodorico di mano non riesce a passare. Kunzler, ben difesa da Bracchi, pallone non perfetto verso Pasticcio, di nuovo il libero che non riesce a dare una buona palla. Buona difesa da parte di Pinerolo, palla alta Smarzek, muro che contiene, e finalmente Avenia trova il coraggio di servire anche la propria centrale. Sì, aveva giocato all'inizio sul cambio palla una buona palla su Dodorico, però probabilmente i centrali avversari non hanno abboccato e hanno toccato a muro, e quindi ha capito che doveva provare a ripartire dal primo tempo. Questa palla forse era un pelo bassa, ma comunque Silves l'ha messa per terra con la sua consueta dinamicità. È la battuta di Smarzek, e qui buona difesa, ottima difesa da parte di Smarzek sull'attacco della centrale avversaria. Dodorico che cerca di giocare contro le mani, non trova le mani, ma trova un'invasione sancita dal secondo arbitro del muro di Busto Arsizio. Buona azione, di nuovo un paio di difese interessanti da parte di Pinerolo. Fatica a fare un po' il cambio palla a Busto Arsizio in questo momento. Bella battuta di nuovo di Smarzek, palla alta a Kunzler, murata molto bene dal muro 3 della Washford Green. Probabilmente l'ultimo tocco è stato di Avenia, che giustamente esulta. Nelle partite precedenti molti si erano chiesti come mai qualche volta Marchiaro facesse entrare Avenia a muro al posto di Cambi, e adesso ha dimostrato che le sue mani forse non sono altissime, ma sono sicuramente ben messe. Nuovo Smarzek al servizio, questa volta in rete. Farei notare, magari i tifosi di Pinerolo l'hanno notato, Smarzek è passata
dalla battuta salto flotta alla battuta con salto spin in questo fine campionato. Probabilmente ci ha lavorato a lungo e adesso ha trovato la misura. Sì, chiaro che molto spesso, al di là dell'esecuzione tecnica, è anche una questione di predisposizione, di coraggio. Qui Busto Arsizio che riesce inizialmente a contenere il pallonetto di prima di Avenia, poi una palla in seconda linea ad Obossa che da ferma cerca di trovare l'angolone senza trovarlo. Avenia ha fatto un gran bel pallonetto, è stata bravissima Kunzel ad avere un gesto di reazione. Bella difesa, Pinerolo nuovamente, e Kunzler che comunque sta trovando qualche difficoltà a passare, continua a difendere alla grande Pinerolo, e qui peccato non si trovano al meglio Avenia e Bracchi. Il pallone sì, probabilmente una palla un po' troppo spinta per Bracchi, che con le sue caratteristiche di salto a mio parere avrebbe bisogno di una palla un po' più rotonda. Sì, poi soprattutto su una rigiocata dopo un paio di difese, qui Boldini che continua a cercare Bracchi, che risponde bene in ricezione, e questa volta Avenia serve molto bene la Silves, che non si fa pregare e mette giù questa fast. Silves ha finalmente trovato un po' la condizione dopo un campionato forse non proprio continuo, ma da un po' di partite, da metà del girone di ritorno sta lavorando molto bene, soprattutto in attacco. Sì. Ancora qualche dubbio, sì, su che tipo di battuta fare, o meglio, ha trovato una battuta che le piace, un po' simile a quella di Lubian per capirsi, ma fa ancora fatica nell'alzata della palla e quindi a poterla chiudere di polso. Kunzler al servizio, continua la battuta su Bracchi, e qui bell'attacco di Cosi. Avenia, grazie alle ottime ricezioni che stanno arrivando in questo momento, riesce comunque a servire anche le proprie centrali e quindi a dare anche poi un pochino di incertezza all'attacco della propria squadra. Sì, credo terza ricezione perfetta da parte di Bracchi consecutiva. Palla alta di mano per Piva, che dimostra tutto il suo valore, come è stato dimostrato in questo campionato, mettendo per terra questo pallone, anche se alto, a difesa schierata. Vorrei notare che il Pinerolo ritorna alla P1 con la corsa, è una cosa che a volte non condivido, ma vedremo come funziona. Sì, qui probabilmente molte di queste scelte, a mio avviso, possono anche essere dettate da quanto è efficace l'attaccante di zona 4 una volta che viene portato in due, e qui niente, poco da dire, perché mi sta piacendo molto l'atteggiamento difensivo di Di Mario, è stata colpita 2 o 3 volte addosso, vuol dire che nonostante la sua struttura fisica non eccezionale, il coraggio non manca, e questo lo sta portando a toccare un sacco di palloni in difesa. Brava. Sì, ma sicuramente proprio un'ottima predisposizione dal punto di vista difensivo della Walsall Green, che non dimentichiamo nella fase finale del campionato è stata sicuramente una delle squadre migliori, quelle che sono riuscite a fare più risultato. Ed ecco Bracchi di nuovamente al servizio con questo salto spinto, ben difeso, di nuovo palla alta Smarze che questa volta cerca le mani alte del muro, probabilmente senza trovarle, anche se c'è stato Marchiaro chiede allo staff dotato anche di possibilità di rivedere l'azione, ma non chiede il check, quindi la palla deve essere passata molto alta sopra le dita. E quindi Obossa va a servire sul 13 pari, nuovamente in salto, questa volta a mezza forza. Bella palla di Avenia per Dodorico, che brutto errore di Dodorico questo, perché ha giocato veramente tranquilla sul lungolinea, ma la palla le è scappata fuori.
Nuovamente Bossa al servizio, ricezione a 3 di Pinerolo. Di Mario che riesce comunque a tenere il pallone, palla alta verso Dodorico che la butta per terra di là, e qui Van Avermaet che impietosa mette per terra questa bella fast. D'altronde si trattava di una free ball. A questo livello con la palla buttata di là le percentuali di attacco sono veramente molto alte. Tutto nasceva dalla bella battuta di Obos che ritorna al servizio nuovamente sul 15-13 ed ottiene un punto diretto. Qui bella palla nella zona di conflitto tra Bracchi e Di Mario, e questo probabilmente spingerà, come stiamo vedendo, Marchiaro a interrompere il gioco. Bella partita, solo interrotta nell'ultimo frangente da questa serie di battute di Obossa. Sì, ci sono stati un paio di turni in battuta interessanti. Mi dà l'idea che rispetto alla partita che avevamo visto in campionato, Busto stia faticando molto di più sul cambio palla, stia faticando un po' in ricezione e quindi a portare la palla vicino a rete per il proprio palleggiatore. Quindi la partita appare molto più equilibrata. L'obiettivo delle battute di Busto è generalmente Bracchi, che a parte quest'ultima palla in cui probabilmente contava più l'incomprensione con il libero, ha risposto per il momento abbastanza bene. Vediamo adesso se dopo il tempo magari faranno un piccolo aggiustamento sulle posizioni di rotazione e sulla posizione di ricezione. Sì, Obossa che ritorna al servizio. Siamo sul 16-13 per Busto Arsizio. Buona ricezione da parte di Bracchi, e qui bella palla per Smarzek che però incoccia nel muro di Piva, che battezza nettamente la lungolinea e porta perfettamente il pallone verso il centro del campo. L'idea è che ci sia qualcosa che non funziona tanto su questa palla dietro, o non è abbastanza spinta o è un po' vicina a rete e sta faticando tanto Smarzek nuovamente, ma bella palla per Smarzek, copertura e Piva che schiaccia fuori, anche se le proprie compagne di squadra erano convinte che il pallone fosse in campo, e questo chiaramente Barbolini ne trae pro e chiede di andare a verificare con un diagonale fuori dal muro tirato forte, veramente con un certo coraggio. Probabilmente era un'azione in cui conveniva lavorare con le mani, sulle mani. Invece ha avuto ragione Piva e il suo coraggio, la palla ha pizzicato la riga, e quindi brutta situazione adesso per il Pinerolo che si trova a 5 punti sotto. Sì, Obossa è andata a servire sul 13 pari. Adesso siamo 18-13. Marchiaro cerca di frenare l'emorragia di punti chiamando un time out successivo. Diciamo che qui le ultime due ricezioni alla fine erano arrivate perfettamente sulla testa di Avenia. Sì, il problema grosso in questo momento non è tanto la ricezione quanto mi sembra l'attacco da posto 2 di Smarzek, di cui è difficile capire se è una palla che non arriva con la giusta spinta e quindi viene colpita un po' bassa, se è vicino a rete e quindi Smarzek non riesce a lavorarla sufficientemente sulla sua bella traiettoria di lungolinea. Il problema è che ha preso già 2 o 3 muri consecutivi, adesso è un po' in fatica. Sì, l'impressione proprio è di disagio, ecco, cioè al di là dell'efficacia, proprio l'impressione guardandole è che non siano ancora a posto. Di nuovo Bossa al servizio, di nuovo palla comunque ricevuta da Bracchi molto bene, comunque difesa da parte di Busto, palla alta a Piva che questa volta tira troppo alto e non riesce neppure a sfiorare il pallone, quindi permette alla Warsaw Green di uscire da questa brutta posizione. Prima Cosi aveva fatto un buon turno in battuta, vediamo adesso.
bell'attacco di Piva, ma disastro Cosi, un'alzata non impossibile da gestire. È vero che arrivava da alto, però purtroppo le leggende sui centrali che ricostruiscono qui hanno tutto il loro fondamento. La palla viene alzata dall'altra parte della rete e fuori. Piva di nuovo al servizio, palla sul filo della rete e Watford Green che a questo punto va al servizio con Smarzek. Siamo 15-19 ed ecco che Marchiaro ne approfitta per un doppio cambio, facendo entrare Indre Sorokaite al posto di Avenia e Carlotta Cambi al posto di Smarzek. La prima volta quest'anno che vediamo Sorokaite utilizzata come opposto e non come ricevitore attaccante, una opzione che un ritorno al passato, un'opzione che Marchiaro non ha mai utilizzato quest'anno, anche perché era già in campo, titolare inamovibile, soprattutto nelle ultime partite in cui era veramente in gran forma. Assolutamente sì, ed ecco appunto Carlotta cambia il servizio. Marchiaro sta cercando di giocarsi tutte le sue armi. Bella difesa da parte di Cambi, e qui di nuovo si è vista la differenza, un'alzata un po' a filo, un po' brutta, e tutto il mestiere di Sorokaite nel metterla per terra. Sì, se abbiamo visto bene, gli arbitri però hanno fischiato. Il secondo arbitro ha fischiato l'invasione dell'attacco. La rete si è mossa, bisognerà capire se si è mossa a causa del pallone spinto da Sorokaite sul filo della rete, oppure se Sorokaite ha toccato la rete, ma direi che da come si pongono. No, il pallone ha toccato l'antenna. Noi siamo in una posizione assolutamente sfavorevole per poter vedere queste cose, perché siamo lontani e in alto, e la palla, Sorokaite si era aggiustata bene per gestire questo pallone, ma intrufolando la palla nel muro ha toccato la stina. Ecco che 20-15 Van Avermaet al servizio sul 20-15. Bella palla per Sorokaite, che non riesce a colpire andando avanti, ma con un salto un pochettino all'indietro incoccia nel muro avversario della centrale Sartori, e quindi 21-15 con Busto Arsizio nuovamente al servizio. Buona ricezione di Bracchi. Sorokaite Dodorico, scusate, che mette giù il pallone da zona 2. Buona palla da posto 2 di Dodorico, che di solito non è mai impegnata in questa rotazione, ma il doppio cambio l'ha portata in questo caso. Ha rifatto tutte le posizioni. Dodorico al servizio, bella palla tirata a tutto braccio, pallone dentro, senza dubbio. Sì, un misto fra una palla a spin e una palla float, che è scesa all'ultimo momento e si è infilata bene fra i due ricevitori. Nuovamente Dodorico al servizio, siamo 17-21, questa volta non lascia andare il braccio. Sartori che attacca. Vediamo l'arbitro dice che è stata toccata, le giocatrici di Pinerolo dicono di non aver toccato, quindi ci sarà probabilmente una richiesta di check. Confermata la richiesta di check. Se la palla non è stata toccata, che era la centrale davanti alla Sartori, che era saltata su questo pallone, ha dato le indicazioni a Marchiaro di non aver toccato il pallone, e quindi è chiaro che tutto si pone di conseguenza. Chiaramente punto che potrebbe essere importante. Vediamo in questo caso il pallone viene assegnato alla Watford Green, in quanto
effettivamente non c'è stato il tocco. Ormai i palloni passano veramente molto vicini alle dita, il tocco molto spesso impercettibile, e quindi di nuovo Dodorico al servizio sul 18-21. Di nuovo battuta in salto, ben tirata, Kunzler questa volta che riceve bene. Di nuovo Sartori che schiaccia tirandola altissima, sempre fuori, questa volta però c'è stato il tocco. Ha preso le dita di Silvers che tirandosi il dito appena scesa da muro ha fatto capire all'arbitro che l'aveva toccata. Sì, giustamente non ha neanche provato a dire che non l'aveva toccata, proprio perché. E qui bravissima Sorokaite a giocare sulle mani del muro su questo pallone un po' vicino a rete. Sì, una palla in cui c'erano stati tutti gli errori possibili: ricezione a filo, alzata dietro abbastanza fuori dall'asta e a filo, e Sorokaite tra l'altro con un gesto neanche tanto elegante è riuscita a far punto lo stesso. Silvers di nuovo in battuta, palla Obossa in zona 2, palla per terra, muro un pochettino scomposto con Bracchi che è volata via, così che non è riuscita a ricongiungersi in maniera corretta. Silvers di nuovo un po' in confusione sul tipo di servizio da utilizzare, ha provato una battuta tecnica ma non molto utile. Di nuovo Kunzler, di nuovo Bracchi al servizio, ma impietoso il muro di Obossa, incoccia la sua direzione, sì, e di conseguenza una buona palla data da Cambi. Probabilmente non c'erano molte uscite, o forse l'ha voluta chiudere troppo come sua caratteristica, e quindi la palla è tornata indietro. Di nuovo Kunzler, e qui brava Cosi a farsi trovare pronta su questo attacco, e Marchiaro che comincia a riportare il sestetto iniziale, rimettendo dentro Smarzek e lasciando Sorokaite al servizio, in quanto dotata di un'ottima battuta in salto. Vediamo se è abbastanza calda per entrare al meglio in partita. Ottima la battuta, direi più che difesa. E beh, il muro anche di Cosi in questo caso, chiaramente con un servizio di questo genere, dove le squadre si rifugiano in una palla alta, poi è anche più facile per il centrale riuscire a chiudere. Quindi nuovamente Sorokaite in battuta sul 21-24. Questa volta il lancio è un po' troppo avanti, la palla gli scende troppo, e quindi si chiude in questo modo il primo set per 25-21 per la Eurotech Busto Arsizio. Un bel primo set con un sostanziale equilibrio fino al 13 pari, fino a che Obossa ha un pochettino sparigliato. Sì, mi è piaciuto il Pinerolo come atteggiamento difensivo e come lavoro a muro. Le fatiche fatte invece nel cambio palla hanno poi dato il risultato finale. Molte giocatrici non sono state, molti attaccanti chiamati in causa non sono stati efficaci, qualcuno anche falloso, qualcuno non ha risolto un paio di situazioni si potevano risolvere magari utilizzando qualche tocco sporco o qualche tecnica, lavorando sul muro. Invece sono tornati parecchi muri indietro. Quello che mi è piaciuto di Pinerolo, un buon lavoro in difesa, un buon lavoro di Avenia e di Di Mario sulle palle che passavano fuori dal muro. Questo non sempre è successo quest'anno per Pinerolo, invece ho visto un ottimo lavoro in questo senso. Sì, questo a testimonianza del fatto che la squadra, soprattutto nella seconda parte del girone di ritorno, è cresciuta notevolmente. Si è visto il lavoro di Marchiaro che è cominciato a dare i suoi frutti. È chiaro che oggi la Warsaw Green si presenta a questo incontro con alcune defiance importanti, qualcuna per scelta, qualcuna per
per problemi fisici. Acrari che appunto, come dicevamo, ha avuto questo torcicollo che le ha impedito di giocare. Tra Avenia e Cambi chiaramente sappiamo bene chi è la titolare, perché comunque la ragazza se l'è cavata alla grande. Sorokite che chiaramente ha tirato la carretta tutto il campionato, soprattutto nella fase finale, che è entrata solo in una seconda fase. Quindi, come dicevi tu, bell'atteggiamento da parte della Washford Green. Chiaramente però alcune mancanze si sono manifestate. Per il momento io direi rimandato il giudizio al secondo set, soprattutto per Bracchi, che si è vista veramente poco. Un po' è stata chiamata in causa poco dal proprio alzatore. Quando ha avuto dei palloni da gestire non li ha gestiti al meglio. Non so, a memoria, così tu sei molto più preciso di me, non mi sembra che abbia schiacciato più di 3 palloni. Sì, allora ha avuto soprattutto nella fase iniziale della partita alcune rigiocate. I palloni saranno stati 4 o 5, credo un punto, un paio di murate. Un giocatore giovane e muscolare, quando si trova pescato dall'inizio alla fine dalla battuta avversaria, se non mette giù dei palloni importanti, l'umore generale va un po' a scadere. Dodorico comunque all'inizio del secondo set. Qui Boldini forza un pochettino questa palla, probabilmente un po' troppo bassa per la dinamica di Obossa. Lo stesso discorso che ho fatto per Bracchi lo potrei fare per Obossa. Non ho visto veramente grande continuità da parte sua, diciamo è un modo di dire. E qui di nuovo bella battuta di Dodorico, che oggi sta veramente mettendo in grossa difficoltà la ricezione avversaria. Riesce a lanciarsi la palla perfettamente e colpirla al meglio, e quindi siamo sul 2-0 per la Washford Green nel secondo set. Di nuovo Dodorico al servizio, questa volta non forza. E qui un bel muro da parte della Silves, palla un po' troppo morbida per Obossa, quello che dicevamo prima. Non mi sembra stia affrontando la partita con una grande lucidità. Prima ha sparato una palla in rete, adesso è andata a cercarsi il muro più alto e più invadente per risolvere una situazione che non era poi una situazione difficilissima, era una palla in cui era stata abbastanza smarcata. Insomma, buon lavoro di Dodorico invece in battuta. Dodorico è dotata di una buona battuta, spesso litiga con il lancio della palla, che nel tipo di tecnica che utilizza lei deve essere perfetto, perché è un'alzata abbastanza bassa, quindi la rincorsa deve essere coordinata con questo tipo di alzata di palla, e l'impatto deve essere al punto giusto. Ne ha infilate 3 o 4 e così si è visto la difficoltà per gli avversari a ricevere. E qui di nuovo bellissima battuta questa, veramente da 1 a 5 è finita 10 centimetri dall'angolo in fondo, quindi veramente bel punto, complimenti. Qui adesso se fosse veramente un fenomeno proverebbe una variazione su una palla corta, vediamo se ci prova. E invece tira tutto braccio. Qui Bracchi che non riesce a concludere, pallone a Kunzler, muro di nuovo, e qui Boldini che approfitta di questa palla vagante dopo la bella autocopertura di Kunzler, e la mette per Bracchi terra. ha vagato un po' per la rete senza una grande attenzione su quello che stava succedendo. Si poteva fare qualche cosa di più, però bel turno in battuta di Dodorico. Di Boldini in battuta, Di Mario e qui Kunzler che impatta perfettamente il muro sul lungolinea sull'attacco di Silves, e quindi riporta in battuta la Boldini sul 2-4, dopo questa bella azione di Pinerolo. Bracchi che comunque continua a dare un
buon livello di ricezione, e qui finalmente Bracchi che viene servita da Avenia ed esce con questa diagonale ben tirata sulle mani del centrale. Col suo gesto del gladiatore muscoloso e muscolato per festeggiare, una bella extrarotazione con un bel salto e la palla presa molto alta. Vediamo la battuta di Silvestri. Di nuovo bella azione, di nuovo palla Bracchi che trova un bel buco in mezzo al muro e fa toccare la palla sia al muro che a Piva in difesa. Risolve coi muscoli questa situazione. Abbiamo visto finalmente eseguire la palla che Silves vorrebbe probabilmente in futuro eseguire a tutte le battute. Vediamo se riesce anche in questo tentativo di nuovo. Sì, Pinerolo che in questo secondo set sta battendo al meglio, almeno finora, chiaramente. Come dicevamo, questo tipo di battuta siamo ancora work in progress. È una battuta rischiatissima, ci sta qualche palla che finisca sul nastro, ci sta qualche palla che magari scappi fuori, però se vuole cercare la propria via e essere un po' più aggressiva. Kunzler al servizio, palla alta di nuovo Bracchi e palla finalmente giocata con un criterio, senza schiacciare forte nelle mani del centrale, ma cercando massima altezza, viste le sue doti fisiche. Può arrivare a colpire il pallone molto alto e quindi porta un bel punto per la propria squadra. Avenia ha anche un po' alzato le traiettorie di alzata e questo aiuta. Ottima battuta di Avenia che va a centrare l'ultimo mezzo metro di campo. Sì, continua il trend positivo della Watford Green al servizio. Questa volta è stata Avenia a trovare questa pallone in zona 1 micidiale e di nuovo sull'8-3 al servizio. Pallone ricevuto dalla Kunzler, palla in mano e quindi di nuovo Bracchi all'attacco, che coperto, nuovamente chiamata, e qui Bracchi che trova nuovamente un'uscita questa volta in diagonale, rendendo vano l'intervento difensivo di Rebecca Piva. È buon momento per la Watford Green che si porta sul 9-3 meritatamente. Siamo passati dalla palla spinta alla palla molto alta. Sì, come dicevi tu prima, chiaramente è una questione di mettere nelle condizioni migliori la tua compagna. La teoria dice che se gli dai una palla bassa la smarchi, ok, se però poi non riesci a schiacciarla, allora forse è meglio adeguarsi e dare a lei il pallone adatto. Quindi di nuovo al servizio Sartori, Bracchi sempre chiamata a ricezione, copertura di Mario e Bracchi che questa volta adesso è entrata in partita muscoli e cervello ed è riuscita anche con una palla accarezzata a mettere il pallone sul lungolinea. Quando comincia a esaltarsi con qualche colpo muscolare poi arriva anche a gestire meglio i colpi. Sì, 4 punti di fila in attacco. La battuta, come dicevamo, non è ancora ben tarata, però direi un ottimo inizio di secondo set con delle buone ricezioni e 4 attacchi consecutivi. Sì, inizia anche l'allenatore di Busto, inizia un doppio cambio, lascia battere Obossa ma fa entrare il secondo posto in prima linea. Giocheranno questa rotazione senza alzatori. Sì, anche e soprattutto viste le non grandissime percentuali in attacco di Obossa, che però se la cava benissimo in battuta. E qui palla alta alla Frosini che da fredda non riesce a far altro che incocciare nel muro di Francesca Cosi, che va al servizio sull'11-5 e, come dicevamo,
Il doppio cambio viene chiuso con l'ingresso di Francesca Scola. Di Francesca Scola in alzata. Buona ricezione da parte di Kunzler, attacco di Piva che va a smerigliare le dita della Smarzek. Piva sta confermando veramente questo suo campionato incredibile quest'anno, una giocatrice che vista di qua non ha una struttura fisica da spaccare le dita al muro, ma sta giocando sempre con grande coraggio e grande intelligenza. Sì, è una ragazza, figlia d'arte, figlia di Alberto Piva e di Brunella Filippini, che sono stati giocatori che hanno giocato in A1 in nazionale, quindi detto ciò però ha fatto una crescita, è un attaccante di posto 4 che tiene in ricezione a tutti i colpi, diagonale, parallela, veramente ha fatto una crescita esponenziale. La vediamo di nuovo al servizio. Palla Smarzek, difesa di Piva, palla Kunzler, pallonetto ben difeso da Pinerolo, e Smarzek che continua a faticare. Sì, continua a faticare un po' su tutti i palloni. Diciamo che anche qui se hanno trovato una strada che ha messo a proprio agio la Bracchi in attacco, almeno in questo secondo set, fino ad ora non è ancora ben chiaro quale deve essere la strada per far giocare la Smarzek al meglio. Ed ecco che una palla un po' più morbida in zona 2 gli permette di trovare questa bella diagonale e quindi di andare al servizio sul 12-8. Un po' di fatica in alzata in questo momento per Pinerolo. Vediamo invece come se la toglie in ricezione. Busto sta soffrendo un pochettino rispetto alla partita di campionato che ricordo bene. Kunzler mi sembra che stia faticando un po' di più in ricezione. Sì, e anche un po' il libero quest'oggi è un pelo sottotono. Sì, comunque in ogni caso Pinerolo è salita in maniera esponenziale a livello di efficacia di battute. Qui bella palla in zona 2 per la Frosini, che trova un bel lungolinea e permette alla propria compagna Van Adermatt di andare al servizio. Siamo 13-9 per la Watford Green. Vediamo su chi arriverà la battuta. E qui bella ricezione da parte di Bracchi sulla testa di Avenia, e questa volta Silves. Sì, Bracchi è entrata in partita adesso sia in prima che in seconda linea, potrebbe essere un po' più attenta a muro, vediamo se riesce a gestire un po' meglio anche questo fondamentale, e vediamo soprattutto il turno in battuta di Dodorico. Sì, lancio non perfetto, però comunque bella difesa di Mario per Smarzek. Continua Enrico Frosini che va a giocare sulle mani della centrale francese Silves, portando a casa questo bel punto e andando al servizio. Probabilmente si poteva tentare un muro un po' più invadente, un po' più preciso, che andare a cercare un muro altissimo. Sì. Vediamo la ricezione di Pinerolo. Bracchi nuovamente, ottima ricezione, bell'attacco di Smarzek da zona 4, buona difesa di Di Mario, e qui bravissima Avenia che si fa trovare prontissima su questa palla vagante vicino a rete. Bravissima Di Mario a difendere. Cerchiolino rosso su questa difesa, perché probabilmente aspettava una palla più lunga, si era portata molto indietro, però poi è riuscita a recuperare con un intervento in compressione veramente didattico da far vedere nelle scuole di pallavolo. È Busto che non riporta la diagonale titolare, ma continua. Bella difesa ancora, e qui Di Mario che continua a difendere, e qui
Kunzler che si fa trovare non convintissima su questo pallone. Se Avenia avesse fatto punto anche con questo colpo di esterno sarebbe stato il suo momento d'oro della partita. Vediamo se trova la sua battuta. Silves prima ha messo una palletta di là con poca energia, l'ha trovata. Bella difesa di Pinerolo che continua. Bella azione. Due begli interventi di Dodorico dietro, esatto. che ha nelle sue caratteristiche di giocatore completo anche un buon apporto in seconda linea, e quindi ha preso un paio di palloni, si è sostituita a Di Mario che in questo momento è fuori, ha tenuto un paio di palloni molto importanti e adesso finalmente che è stata trovata una buona palla su Bracchi sta lavorando molto bene sulle mani del muro anche con una certa aggressività. Sì, chiaramente un bel momento per la Warsaw Green. Barbolini sta cercando di correre ai ripari, ha anche sostituito la Kunzler con la Van der Pil, ragazza molto, molto interessante, un bel prospetto, chiaramente non dotata dell'esperienza della compagna che ha sostituito, però diciamo che tutto nasce dal buon momento al servizio di Pinerolo, e vediamo di nuovo la Silves al servizio. Bella palla, ben ricevuta. Frosini di nuovo Dodorico in difesa, si fa trovare nel posto giusto ma non riesce a contenere in maniera perfetta, buttando il pallone dall'altra parte, permettendo a Sartori di chiudere questo pallone. Busto Arsizio sta continuando a giocare con l'altra diagonale, quindi col secondo palleggiatore, e con Frosini in battuta. Brutta battuta dell'atleta subentrata. Van der Pil, come dicevamo, ragazza del 2003, ottimo prospetto. Di nuovo Avenia al servizio, ma questa volta per cercare di mettere in difficoltà al meglio la ricezione avversaria, non riesce a passare la rete, quindi manda Sartori. Di qua vediamo malissimo i numeri, in realtà la giocatrice che è entrata è Alexandra Lazic. Continua il momento un po' interlocutorio di Busto, come sempre succede. La squadra che sta sotto prova a uscire rischiando tutti i colpi in battuta, e il livello di errore si alza. Qui Bracchi aveva quasi trovato un'esecuzione corretta della battuta che sta faticosamente cercando, una battuta, uno strano salto float in chiusura con la palla buttata molto molto in campo. Ci sta lavorando. Buona ricezione, quindi e qui Dodorico fa vedere tutto il suo bagaglio tecnico. Sì, una palla che vediamo spesso fare nel maschile, soprattutto dalla coppia di ricevitori attaccanti della nazionale. È una palla un po' alla Lavia questa. Sì, questi palloni imparati dai polacchi, perché poi alla fine tanti dei ragazzi che giocano nella nazionale polacca si rifugiano in questi tipi di palloni. Fornal, Slivka. Qui un nostro compagno di squadra direbbe che Avenia è finita in una pozza di Bostic, un pallonetto abbastanza telefonato. Sì. Non è riuscita neanche a staccare un piede, ha fatto poi una rullata punitiva 3 minuti dopo. Ed ecco Piva al servizio, siamo sul 20-14 per la squadra di casa, sempre Bracchi che continua a tenere un buon livello di ricezione, e qui si vede proprio il gesto liberatorio di Smarzek che ha trovato finalmente probabilmente la palla dove la voleva lei, è riuscita a gestirla con le sue traiettorie, ha messo la palla a terra, però insomma
il gesto era chiaro da interpretare. Bella battuta di qui di nuovo di Smarzek, palla a Lazic che prende questo pallone veramente, veramente alto e tira lungo, palla imprendibile per la difesa della Warsford Green. Nicola Van Adermatt al servizio, siamo 21-15 nel secondo set. Pinerolo è in zona in P4, quindi con due attaccanti, sempre Bracchi, chiamata in ricezione, ma palla che continua ad arrivare in testa alla Venia, che in questo caso sorprende il muro avversario con un pallonetto di prima intenzione, ed ecco Marchiaro che ripropone il doppio cambio, cambi Sorokaite. Questo è il doppio cambio un po' alla brasiliana, fatto col palleggiatore in posto 6 invece che in posto 1. Lo abbiamo visto spesso fare dalle nazionali brasiliane e anche da qualche squadra maschile. Di nuovo Dodorico al servizio, buona ricezione da parte della Lazic e Sartori che si fa trovare pronta con questo bel primo tempo dal centro tirato lungo, e quindi ecco che Pinerolo si ritrova in P6 con tre attaccanti. Frosini che fa un bel gesto, una bella battuta fuori, fuori proprio di poco. La ricerca smaniosa di mettere in difficoltà Bracchi in realtà sta portando a qualche errore di troppo per Busto. 23-16. Qui finalmente Silves dopo 1000 esperimenti è riuscita a trovare la sua palla con tesa e ficcante. Vediamo se riesce a ripeterlo con due palle consecutive. Siamo al set ball per la Warsford Green, di nuovo Silves al servizio, lancio un po' troppo basso probabilmente, questo non gli ha permesso di stendere il braccio in maniera completa, però diciamo che perlomeno una su due in questo set è riuscita, l'ha presa bene. Esatto, è riuscita a metterla in campo molto bene. Quando arrivano sono palloni veramente molto efficaci. Di nuovo Lazic al battuta. Questa se posso dire, no, forse non è corretto, se posso dire era proprio brutta, perché non era né forte né tesa né niente, era proprio solo brutta da vedere. Sì, arrivava da un primo turno di servizio appena entrata in cui aveva colpito male il pallone tirandolo a metà rete. In questo caso lancio di nuovo sbagliato, ha cercato di compensare con la mano, ma comunque siamo uno pari. Pinerolo ha reagito bene in questo secondo set, è riuscita a mettere in grossa difficoltà la ricezione Bustocca e quindi chiaramente si è aggiudicata questo set in maniera abbastanza agevole. Bisognerà vedere adesso se coach Barbolini ripartirà con il suo sestetto o se proseguirà soprattutto con questa nuova diagonale Frosini-Scola che comunque non se l'è cavata male nel finale di set. Sì, i problemi probabilmente per loro sono arrivati da altre situazioni. Abbiamo chiamato alla fine del primo set abbiamo chiamato all'appello Bracchi e ha risposto presente. Il Pinerolo ha trovato finalmente una serie di equilibri che stava cercando, qualche palla più giusta a Smarzek, anche diciamo ha trovato continuità il palleggiatore, anche qualche colpo un po' coraggioso, un po' diciamo convinto e che ha un po' risolto un paio di situazioni. Mi è sembrato Busto un po' poco attento in questo set, un po' sfaldato, non so come Sì, diciamo definire, un po' disordinato, ha perso un po' delle sue
un po' delle sue sicurezze. Vedo che probabilmente tornerà Boldini, però sembra che Frosini rimanga come opposto. Sinceramente è quello che avrei fatto anch'io, facessi l'allenatore, come abbiamo già detto prima. Bossa non mi sembra in gran serata. Vedremo solo se ritorna Kunzler o se resterà Lazic. C'è chiacchierata fra le ragazze di Busto che cercano di ritrovare il filo del discorso. Sì, diciamo che chiaramente questo set, il rapporto tra i due servizi è stato impietoso a favore di Pinerolo. Busto ha continuato nella sua idea iniziale di battere su Bracchi ha risposto perfettamente per tutto il set, e Busto non è stata abbastanza lucida da cercare delle alternative. Dall'altra parte invece la Wolfsburgina ha trovato tutta una serie di situazioni, Dodorico in primis, ma anche Silves e anche Smarzek al servizio, che hanno permesso di scavare questo solco che le ha portate poi alla fine a concludere il set in maniera vittoriosa. C'è stato anche un ace di Avenia, quindi insomma tutta la squadra ha veramente servito in maniera aggressiva. Ecco. Ma adesso 0-0 e la palla ritorna. Brava qui Bracchi, ottima ricezione, dopodiché palla giocata di mano sulle mani del muro, cercando altezza. Quando Bracchi fa quegli zompi lì, quei salti lì, si trova la palla veramente comoda da lavorare, se non ha, diciamo, la confusione di chiuderla. Qui continua a litigare con il lancio della palla Silves e poi la commenta con una delle sue facce più incredibili. Non so se è stata ripresa, ma veramente pazzesco. E qui abbiamo Kunzler al servizio, siamo uno pari in questo terzo set. Cerca Dodorico, palla in zona 2 per Smarzek e Piva che continua a risolvere situazioni anche difficili. Smarzek mi dà l'idea che abbia trovato con Avenia una buona palla di prima linea, ma sulla palla di seconda linea non mi ricordo un punto diretto fatto su un attacco da seconda linea, quindi c'è ancora molta fatica da parte sua. Vabbè, diciamo che abbiamo visto dei progressi, ma non siamo ancora a posto. Così in attacco, palla per Frosini, colpita alta, qui Di Mario che appoggia in bagger su Smarzek che dalla seconda linea trova questo punto grazie all'imprecisione del muro avversario. Questa è una situazione che si vede spesso, opposti che vanno nel pallone completo quando la palla viene alzata dagli alzatori e risolvono situazioni incredibili quando la palla viene alzata dagli schiacciatori o dai liberi. Chiaramente sono questi misteri. Qui palla di Bracchi che appoggia di là perché non messa bene, e qui pallonetto di Piva non difeso perfettamente da Bracchi che tiene la palla troppo vicina a rete e Sartori ne approfitta. Di nuovo un bel lavoro in difesa di Dodorico, invece poi Avenia deve difendere una palla che tiene troppo a filo e la situazione diventa difficile. Palla Bracchi che trova il punto con questo bel lungolinea. Diciamo che a partire dal secondo set Bracchi sta cercando soprattutto l'altezza, come dicevamo, qualche pallone un pochino più morbido gli permette di sviluppare il movimento al meglio e quindi di tirare fuori anche tanti colpi giocati molto bene. Frosini di nuovo in attacco, ben difeso da Avenia, palla buona per Dodorico. E qui è stato un bel punto di Dodorico che ha approfittato della difesa non perfetta di Pelloni, che invece di tenere alto nel proprio campo il pallone l'ha messo a filo nel campo avversario. E quindi di nuovo Bracchi al servizio sul 4-3 nel terzo set, scusate.
bella difesa di Di Mario, palla Smarzek contenuta dal muro, palla Piva, di nuovo Boldini per Frosini e palla Piva questa volta, che approfitta del fatto che il muro di Cosi non era riuscito a farsi 8 metri da zona 2 verso zona 4. Serata difficile per gli opposti di Busto, anche bella palla di Frosini. Frosini ha faticato un po' in attacco, adesso si è sciolta, riscattata, sì, con un'ottima battuta. Vedremo un po' le scelte di Boldini nella distribuzione del gioco. Per adesso l'aveva un po' caricata, vediamo se la scarica un pochettino. Di nuovo Frosini al servizio, sempre con questo pallone molto molto teso. Questa volta non riesce a trovare il campo, però pallone veramente velocissimo e tesissimo. Ed ecco Cosi al servizio, 5 pari del terzo set, 1-1 la situazione dei set. Pallone sul nastro, ecco Frosini, muro e palla Piva, pallonetto ben coperto da Avenia. Dodorico che gioca questa palla tranquilla, di nuovo difesa e di nuovo Piva che Piva risolve. il gioco è giochiamo delle palle interlocutorie finché riusciamo a mettere una bella palla a Piva che in qualche maniera risolve. Sta lavorando veramente veramente bene, tra l'altro con una percentuale di errore praticamente inesistente. Sì, ha sbagliato un pallone cercando il mani fuori, ma non ho idea di quanti siano stati fino ad ora, ma direi almeno una quindicina di palloni, se non di più. È una buona idea di Avenia, che però non è stata sostenuta dalla tecnica. Gli è uscita una palla dietro, una palla 2 veramente bassa, e Silvestre ha provato a tirarla lo stesso ed è tornata. Di nuovo Piva al servizio. Difficoltà per Dodorico, si rifugia. Qui bella difesa sul primo tentativo. Sì, molto coraggiosa, era sui 3 metri, Avenia, 4 metri dentro il campo, è andata veramente a immolarsi, come dice qualche commentatore televisivo, è andata veramente a prendersela addosso e ha difeso una gran palla, ma insomma Van Avermaet con quella struttura fisica, quando gli è tornato il pallone non ha certo fatto fatica a metterlo per terra. Sì, pallone che probabilmente sarebbe uscito, ma ormai la ragazza aveva deciso che doveva fare punto, non mettere il pallone per terra e non accontentarsi del pallone che poteva venire fuori. E niente, quindi siamo 8-5 in questo terzo set. Marchiaro ha chiamato un time out. Busto ha sicuramente reagito, trascinata dai contrattacchi di Piva, perché poi alla fine la differenza la sta facendo lei con tutti questi palloni messi per terra su contrattacco. Qualche piccola fatica in ricezione, qualche piccola imprecisione in alzata da parte di Pinerolo, e 8-5, il Busto è scappato di 3 punti. Di nuovo Piva al servizio. Dodorico, palla Smarzek, difesa di Dodorico, Kunzler in attacco e palla di Van Avermaet. Questa volta finisce troppo sotto con la rincorsa, non riesce a compensare con la mano, il pallone scappa oltre la linea di fondo e permette a Smarzek di andare al servizio. Siamo 6-8, partita assolutamente aperta, però Pinerolo ha bisogno di un guizzo per riportarsi sotto. Buona palla, e questa volta con un pallone un po' più morbido e ben ricevuto, Boldini torna di nuovo su Van Avermaet. Sì,
questi centrali un po' carro armato sono molto molto bravi con la palla perfetta. Quello che trovo a volte su una palla imperfetta potrebbero provare a fare qualcosa di meglio, qualcosa da sporcaccioni, però cercare di risolvere le situazioni un po' meglio. Sì, difficoltà questa volta in ricezione tipo questa azione qui, era una palla alzata male, cattiva lettura da parte di Pinerolo, un pallonetto facile che è caduto dietro il muro, però qui il centrale si è reso conto che l'alzata era imprecisa. Probabilmente questa sera gli alzatori non hanno il 100% di precisione nelle mani, però bisogna sapere anche aggiustare i palloni difficili. Van Avermaet di nuovo al servizio, siamo 16, pallone spinto per Dodorico che trova il tocco a muro della Boldini. Mestierone di Dodorico su un tocco, su una palla in cui si è trovata tutta storta la palla dietro, ma è riuscita a trovare delle dita e un punto dove la palla potesse cadere. E si ripresenta il servizio sul 7-10. Questa volta il pallone se lo alza un po' troppo basso, non riesce a stendere il braccio, pallone a metà rete, ed ecco che Boldini torna al servizio per la propria squadra sull'11-7. Bracchi, Smarzek su questa pipe. L'attacco di Frosini che sicuramente riesce a dare un buon contributo alla sua squadra. I giocatori di vecchia scuola come Mete fanno un po' fatica a capire come mai su azioni di questo tipo, con Bracchi sugli scudi, che sta mettendo per terra qualsiasi cosa gli passi di lì, venga esclusa dal gioco per varianti che non stanno dando grandi risultati. Tu che hai giocato con Piero Rebaudengo, in questo momento Bracchi probabilmente avrebbe già cambiato la maglietta 3 o 4 volte dopo aver schiacciato 50 palloni. Sai, qui ci sono diverse scuole di pensiero, no? Ti potrei fare l'esempio di quelli che fanno 2 punti di battuta battendo su un giocatore in un certo modo, e la terza fanno una schifezza piano su un altro giocatore, no? Il ragionamento è lo stesso. Se un giocatore passa, deve diventare un problema per la squadra avversaria, non è un problema per la tua squadra, e quindi finché c'è un cavallo che va, cavalcalo e farlo andare. Vediamo se ci hanno sentiti da sotto. Buona ricezione di Bracchi, Silves, Murata, palla a Bracchi, di nuovo coperta, ben difesa questa volta, free ball bella difesa da parte di Smarzek, e questa volta la risolve di ignoranza pura, prendendo in faccia il difensore di posto 4. Non so se hai notato questa cosa, che oramai è una delle grandi rarità della pallavolo. Il centrale di Busto ha fatto l'appoggio e si è proposto in attacco, cosa che oramai non si vede più da nessuna parte. Brava, esatto. Ci ha fatti contenti. Silvers questa volta con una battuta più tranquilla, palla per Frosini, pallonetto sul centrale, di nuovo palla Bracchi, e quindi qui palla che ha lasciato più di un rammarico da parte della tifoseria pinerolese. Effettivamente tra muro e autocopertura, sì, le ragazze di Busto un gesto Arsizio, goffo. sì, esatto, forse era più la goffaggine del gesto a richiedere il tocco del fallo piuttosto che il tocco in sé per sé. E qui Smarzek che finalmente riesce a trovare questo punto con un bel mani fuori, attaccando da zona 1. Questa è stata la palla Smarzek per tutto il campionato, la palla lavorata da 1 verso 5, adesso ci ha rinunciato per un po', vediamo se ritorna. Venia al servizio, palla al centro ben contenuta da Cosi, palla da Venia, Muro di nuovo,
Qui chi la dura la vince. Esatto, questa volta non chiude il colpo Smarze, che tiene il braccio alto e trova un bel punto su questa mezza parallela in zona 5. Pinerolo che ha recuperato un break. Siamo 13-10 per Busto. E qui Piva ci fa vedere un altro colpo del suo repertorio. Si rende conto che Avenia è sempre molto lunga, e qui c'è, a differenza dei set precedenti in cui Marchiaro ricorreva al doppio cambio, qui c'è stato proprio il cambio diretto tra Sorokaite e Smarcek. Le percentuali di Smarcek erano in forte calo, e quindi Marchiaro cerca una soluzione diversa, potendo usufruire del fatto che Indre Sorokaite ha giocato diversi campionati da opposta e attacca bene e mura altrettanto bene anche da zona 2. Quindi Bracchi al servizio. E qui bravissima Cosi a prendere il tempo giusto su questo pallone che Piva non poteva far altro che rifugiarsi. Possiamo segnare che Piva questa soluzione non ha trovato la soluzione da questa palla, però insomma diciamo che se avesse fatto punto anche su questa, veramente tanto di cappello. Bella palla qui, bellissima alzata, sia Boldini che Frosini hanno tirato fuori due ottimi colpi. L'alzata di Boldini all'indietro è stata una perla veramente. E quindi Frosini al servizio sul 15-12, nuovo pallone spinto, pallone coperto da Dodorico in maniera incredibile. E di nuovo Van Avermaet implacabile su questa pipe, diciamo che su questa fast, scusate, qui chiaramente c'era stato un bel lavoro della premiata ditta difensiva pinerolese, ma poi Van Avermaet ha chiuso la questione. All'alta Dodorico che tira fuori un altro colpo dei suoi, andando a colpire. Due bei gesti tecnici, l'alzata di Di Mario veramente caso, praticamente perfetta da una posizione veramente difficile, e Dodorico che ha impattato la palla veramente bene, lavorata molto molto bene. Così che come spesso accade, come dicevamo, cerca di riportare sotto la sua squadra, forzando il servizio, non riuscendoci, e quindi Busto che continua a mantenere questi 3-4 punti di vantaggio, adesso con Piva al servizio. Bracchi, Sorokaite in attacco, non riesce a mettere pallone per terra, pallone in zona 1 per Frosini, che cerca le mani alte del muro senza colpirle, tirando fuori questo pallone, permettendo a Sorokaite di andare al servizio. Il coach di Busto comincia a soffrire un po' anche fisicamente questa difficile serata dei suoi opposti. È chiaro che ormai è sempre molto importante il ruolo dell'opposto. Questa volta Boldini non riesce a dare una buona palla a Kunzler, ma la palla finisce veramente Alazic, scusate. Poteva leggere un po' meglio, diciamo, la traiettoria a filo e cercare almeno di aggiustarla. È arrivata saltando come per una palla staccata, e poi con un colpo di sinistra improbabile. Arbolini non parla più con le sue giocatrici, scuote la testa e dondola le spalle. Sì, diciamo che evidentemente il livello di gioco della sua squadra in questo momento non lo soddisfa pieno, ecco, diciamo così, con una frase politically correct. Il segnale direi che è chiaro, continua a guardare chi può prendere dalla panchina
per risolvere, nonostante poi sia 17-15, quindi sia davanti nel punteggio. Nuovo Sorokite al servizio, ben coperta, e questa volta Dodorico incoccia nelle mani della centrale di Busto, che era rimasta a fare muro in zona 2, e lo mette a fondo. Qui Marchiaro che chiude il cambio tra Smarzek e Sorokite. Sorokite sicuramente ha dato una mano in prima linea, ma non è proprio una specialista della seconda linea, quindi Marchiaro è tornato a chiudere. Palla alta per Dodorico che butta il pallone dall'altra parte. Buona difesa di Bracchi nelle intenzioni, nella pratica il pallone gli scappa un pochettino troppo lungo, Avenia non riesce a recuperare, ed ecco che Busto si riporta sotto e riprende i suoi 4 punti di vantaggio. Siamo 19-15 nel terzo set, di nuovo con l'Azic al servizio. Van Avermaet al servizio, e qui trova un bel punto pescando questo angolone in zona 5. Pinerolo che è un pochettino calata al servizio, e quindi Marchiaro decide di grande applauso del palazzetto per l'ingresso di Bussoli, che è un giocatore storico della squadra di Pinerolo. Vediamo se riuscirà a dare il suo aiuto in seconda linea, stabilizzando un po' la ricezione. Adesso c'è una linea di ricezione direi piuttosto buona, ma c'è anche un ottimo battitore. Avenia che si rifugia su questo pallone. Di Mario sempre pronta in zona 5. Buona palla per Smarzek che con un attacco Smarzek riesce a mettere la palla per terra. Sì, questo pallone tirato tra mano esterna e in mezzo alle mani della zona 4, quindi Bracchi che giustamente ritorna in campo in prima linea. Vediamo se sarà chiamata nuovamente a dare il suo contributo in attacco. Dodorico al servizio, palla tirata non al massimo, buona difesa. Bracchi che si prende questo punto praticamente da sola, difesa e attacco praticamente da ferma dai 3 metri, ma trova un bel buco in mezzo al muro e mette il pallone in mezzo al campo. Un po' l'ignoranza non fa mai male. Vediamo se Dodorico trova la variazione che avevamo chiesto prima. Pronta Avenia in zona pallone toccato. Miracolo di Smarzek che ha schiacciato con una specie di tuffo. Una specie di tuffo, non so, un gesto molto particolare, però è riuscito a prendere le dita esterne di Lazic, cioè ha trovato finalmente la sua traiettoria preferita, sta lavorando lì. Forse il fatto che adesso ci sia Lazic davanti e non più Kunzler, che con una struttura fisica un po' più solida la sta facilitando. Sicuramente questo comunque ha permesso alla Washford Green di rifarsi sotto. Siamo 18-20, quindi ha riportato la squadra sotto. Adesso ci vuole che Dodorico al servizio riesca a mettere in difficoltà la ricezione avversaria, come ha fatto più volte nel corso di questa partita. Buona ricezione della seconda linea di Busto, che permette a Boldini di servire bene Sartori. Sartori non è certo un centrale vistoso di quelli che fa bu bu boom, però fa punto. Però sa il fatto suo, sta lavorando molto molto bene. Buona difesa di Piva, palla
a Frosini e Bracchi che mette al meglio le mani e gli chiude il lungolinea in maniera perfetta. 21-19. Esce Silves e lascia il suo turno di battuta a Cambi, una cosa che si vede ogni tanto nella nazionale maschile con Sbertoli che entra. Sbertoli, si vede anche in altre situazioni. Cambi che probabilmente poco avvezza a difendere la zona 5, si è trovata in questa zona abbastanza indecisa se prendere o non prendere questo pallone. E sicuramente non con gli occhi della tigre. No, esatto. Comunque, punto per Busto. In questo momento Lazic al servizio. Lodorico Cosi in attacco, pallone per la Bracchi, di nuovo pallone Frosini che questa volta non si fa ingolosire da chiudere il colpo, ma lo tiene il braccio bello alto, bello steso, colpisce la parte esterna della mano sinistra di Bracchi e porta la sua squadra sul 23. Pallone un po' troppo spinto e qui di nuovo Frosini che dopo il rimbrotto subito da coach Barbolini, dopo aver preso quella murata da Bracchi, si fa perdonare con 2 punti consecutivi in attacco. Una palla spinta su Bracchi che sinceramente non abbiamo capito né io né te, ma ci sarà un motivo. Pallone tirato fuori da Cosi su questa fast. L'arbitro ha dato palla toccata, vista le insistenze ha visto probabilmente un tocco. Le ragazze di Busto sono sicure di non aver toccato e quindi Barbolini chiede il check per dimostrare che la palla non è stata toccata. Sono già tutte in zona di battuta per il cambio, quindi credo che siano abbastanza sicure. Sì, qui non c'erano grossi dubbi, l'unica ad essere saltata a muro è stata Rebecca Piva. Lei ha detto di non aver toccato, d'altronde il punteggio era abbastanza agevole e le immagini lo dimostrano, non c'è stato nessun tocco e quindi 25-19 per Busto Arsizio. Un set fotocopia un pochettino del primo set, Pinerolo che per un po' è rimasta lì e poi dopo non è più riuscita a tenere la continuità di ricezione e l'efficacia al servizio che c'erano state nel secondo set. Cosa deve fare adesso Pinerolo per riportare in parità questa partita? Deve rimettere in difficoltà Busto sulla ricezione, che invece se penso agli ultimi palloni la palla è sempre arrivata piuttosto bene e quindi deve rimettere a posto il servizio, cercando anche dei punti diretti di lì e ritrovare un po' di attacco anche dal centro. Mi sembra che gli ultimi attacchi dei centrali siano stati veramente poco efficaci. Per certi versi Cosi ci ha un po' abituato a non essere un centrale di grandissima efficacia, a non essere un centrale che picchia e che fa il buco per terra, di essere un centrale meno magari visibile, ma che comunque fa un ottimo lavoro toccando a muro e nelle altre situazioni lavorando bene in servizio. Silves invece generalmente ci ha abituati a una preponderanza fisica in attacco che in questo momento è un bel po' che non vediamo questa sera. Forse è uscita un paio di situazioni, ma sicuramente in questo set non si è visto nulla. Mi piacerebbe così, ho una domanda
domanda. Barbolini sta continuando a far giocare Lazic, ha sostituito l'opposto perché sicuramente non stava dando delle grandi prestazioni, poi ha sostituito anche Kunzler per Lazic, che non mi sembra che stia dando un grande apporto alla partita. Mi piacerebbe, sarebbe bello sapere, perché di qua è difficilissimo, se magari nei piani partiti di Barbolini c'è di far fare un po' di campo a tutti, o se è una scelta tecnica, perché lui ha visto da bordo campo cose che sinceramente di qua non abbiamo visto. Sì, diciamo che coach Barbolini nel corso della partita ha attinto in maniera importante alla propria panchina. La sostituzione di Obossa con Frosini sicuramente era legata più a una mancanza di efficacia in attacco da parte del suo posto titolare. Il cambio tra Kunzler e Lazic, probabilmente Lazic non è stata così efficace come la sua compagna di squadra in attacco, però direi che la ricezione di squadra globale probabilmente ne ha giovato, e questo ha permesso a Boldini di giocare parecchio con le proprie centrali, che hanno sempre messo per terra il pallone, quindi dando un pochettino più di equilibrio. Probabilmente questo, direi che vedendo come si è arrabbiato alcune volte coach Barbolini, non sono tanto più scelte tattiche, ma semplicemente situazioni di gioco che lui vede, quindi riprende il gioco in questo quarto set con Odorico al servizio, rincorsa e lancio un po' scarichi, non più con la stessa veemenza del secondo set. Dopo un paio di errori tipo questo era poi passata una battuta molto più tecnica e che viaggiava molto più lentamente. Sicuramente Pinerolo ha bisogno di ritrovare questi colpi di Bracchi, di ritrovare una buona palla su Bracchi e affidarsi un po' alla sua buona vena realizzativa. Silves eccola nuovamente al servizio, sull'1 pari nel quarto set. Anche qui non sappiamo, qui chi fa la telecronaca non sa se dire Silves al servizio o Silves va a litigare col servizio, perché non si sa che verbo usare. Sì, chiaramente c'è questa fase tecnica in cui la ragazza sta cercando un servizio che sia efficace. Qui è stata bravissima Bracchi a uscire da questa palla molto spinta, molto vicina a rete, è riuscita a colpirla comunque a una giusta altezza, a farla passare in mezzo al muro, e qui siamo nuovamente con Aveni al servizio dopo 2 errori delle proprie compagne. Siamo a 3 errori consecutivi, sicuramente non un buon inizio da un punto di vista della fase punto. Questo toglie tutti i problemi. Fare una fase break sbagliando tutte le battute comincia a diventare veramente complicato. Esatto. Sartori è in battuta, di nuovo Bracchi, e questa volta si gioca così, mani puoi fuori. provare, esatto. Puoi provare a continuare a servire, e lei ci pensa a fare i cambi palla, però qui c'è una richiesta da parte di Busto sul fatto che la palla prima di uscire fuori dal campo abbia toccato Bracchi, ma la testa di Bracchi, ma qui è uno di quei falli che se gli arbitri non vedono, non rilevano, non può essere soggetto a videocheck. Qui siamo andati vicino al quarto errore consecutivo, ma è stata bravissima Bracchi a metodo Brasile maschile, 3 errori, un ace e cambio palla costante e andiamo avanti. È veramente una roba molto strana. Nuovamente Bracchi al servizio, questa volta un po' meno tirato
palla free ball per Pinerolo, palla non perfetta per Smarzek. Frosini, che bravissima Di Mario, è qui Dodorico ci fa vedere questo pallone schiacciato veramente dal basso verso l'alto, ma bellissimo il gesto di Giada Di Mario in difesa in zona 5, uscendo dalla sua posizione difensiva e correndo a prendere questo pallone smorzato dal muro. Siamo curiosi di vedere questa battuta. È bella battuta di palla obbligata per Frosini, molto corta. Boldini ha fatto quello che poteva dopo la bella battuta di Bracchi, è partita che chiaramente a questo punto prende un'altra strada. Il coach Barbolini sta cercando di catechizzare le proprie ragazze, però direi che soprattutto il turno in battuta e i 2 o 3 attacchi di Bracchi sono stati fondamentali, hanno permesso alle proprie compagne poi di trasformare in punti tutte le azioni in cui lei aveva messo in difficoltà la ricezione è stata molto avversaria. brava, dopo aver fatto quell'ace, a giocare una palla tecnica, morbida, che ha comunque di nuovo messo in difficoltà le avversarie, e poi ritrovare come terza battuta di nuovo una palla aggressiva. Vediamo adesso se riesce a continuare. Dopo il time out classico, palla interlocutoria ben ricevuta da Piva. Buon lavoro a muro di Pinerolo, ma qui Van Avermaet ci mette del suo con una copertura a una mano. Probabilmente la palla può anche darsi che andasse addirittura fuori, difatti Piva non è molto contenta dell'aiuto ricevuto dalle compagne. Di nuovo Bracchi al servizio, pallone tranquillo, Di Mario attenta in difesa, Dodorico che spinge il pallone di nuovo bene in difesa. Pinerolo che spreca una bella occasione punto, Di Mario che riesce a mandare di là questa alzata. Purtroppo sono punti importanti che alle volte per imprecisioni di secondo tocco Pinerolo non riesce a trasformare. Bella battuta di Frosini, e così che trova a questo punto, come dicevamo, non sono attacchi potenti, però l'importante è dimostrare ai centri avversari che non possono proprio lasciarla la portata a casa, senza muro. Adesso si presenta al servizio, bella battuta comunque, che bella copertura da parte di, e qui Frosini che approfitta di questa scelta del muro di Pinerolo di togliere le mani per spingere questo pallonetto in zona 3 imprendibile e a mandare la propria compagna numero 4 in battuta. Miracolo qui di Dodorico su questa alzata. Brutta imprecisione del palleggiatore. Dodorico con un gesto istintivo di sinistro riesce a infilarla nelle mani. Un po' di demerito sicuramente del muro avversario, che stava saltando un po' così, tanto per dire. Pallone che arriva a Lazic, sembrava fosse caduto, ma evidentemente ci siamo sbagliati, ma la stessa impressione l'avevano avuta le ragazze di Busto, perché stavano già festeggiando il punto. Però brava Lazic comunque a riproporsi, a farsi trovare pronta anche sul secondo pallone. Ci ha sentiti che ne abbiamo parlato non benissimo nel cambio campo. Van
fermata al servizio, e qui come auspicava Sandro, Cosi ritrova il coraggio di servire anche le proprie centrali, prima una palla a Cosi, adesso una palla a Silves, chiaramente supportata dalla ricezione, perché non dimentichiamo che ci vuole una buona ricezione, però ci vuole anche un po' di coraggio qualche volta. E qui Dodorico che ritrova fiducia con questa battuta, ha cambiato la zona di partenza, non sembrava una palla delle più forti che aveva tirato oggi. A volte tirare piano paga, la paura di sbagliare. Vediamo se adesso lascia andare il braccio. No, nuovamente abbastanza facile. Qui bella difesa. E beh, qui Bracci fa vedere tutta la sua capacità di trasformare questi punti. Mostra i muscoli prima e dopo il colpo, prima, dopo e durante soprattutto. Quindi Pinerolo avanti 12-6 in questo quarto parziale. Di nuovo Dodorico che sta battendo in maniera tranquilla. Lazic che schiaccia fuori chiedendo un tocco, però non viene supportata né dal suo allenatore né dalle sue compagne, e quindi il coach Barbolini si ritrova costretto a richiedere il suo secondo time out. Praticamente si sta riproponendo la situazione del secondo set, con Pinerolo che trova della buona efficacia al servizio, e Busto che non riesce più a giocare al centro, di mano fanno fatica, e quindi una partita in cui ogni set si alterna, una squadra gioca e l'altra subisce, e sta andando avanti la partita nella stessa maniera. Forse il campo alla nostra destra ha qualcosa di particolare, un campo magnetico che dà più forza all'attacco. Qui adesso Barbolini ci ha un po' ascoltato, prova a rimettere dentro Kunzler, quindi capiremo se era un cambio già previsto o se nel frattempo Dodorico si sposta per andare a darle il benvenuto in campo in battuta. Vediamo un po'. Viva in ricezione, palla alta Kunzler, pallonetto a due mani, bravissima Di Mario, che palla difesa sempre alta, di nuovo Kunzler in attacco, ancora Di Mario protagonista in difesa, e qui Frosini che trova le mani del muro di Bracchi, ma complimenti a Giada Di Mario che ha tenuto al meglio la sua posizione difensiva. Davvero, veramente un ottimo lavoro, con un paio di interventi veramente interessanti. Sì, diciamo che sicuramente la sua prerogativa è di essere quasi sempre nel posto giusto e ben piazzata, e questo è già metà del lavoro di un difensore. Qui su questa palla di contrattacco Frosini cerca l'angolone in fondo in zona 1 senza trovarlo, palla fuori, quindi continua Pinerolo, ed ecco nuovamente Silves va a litigare con la battuta. Vediamo, e questa volta il nastro gli è amico, palla facile per Smarzek questa volta, come dicevamo, quando l'alzata arriva da qualcun altro che non sia il palleggiatore. Ma Silves nonostante una struttura fisica da lunga, ha una gestione del posto 5 in tutti i fondamentali veramente da giocatrice francese del maschile, insomma, una delle migliori centrali in seconda linea. Sì, ha eseguito un'alzata con una tranquillità, una precisione perfetta. Ci ha abituati anche a vedere molte difese interessanti. Sì. Il suo rapporto con la battuta
resta ancora work in progress. Misterioso. Qui Barbolini ha riportato Obossa come opposta titolare, e quindi qui bella palla di Avenia, questa volta riesce a smarcare la Smarzek in zona 1, che piazza questo pallone nell'angolone in fondo in zona 1, e siamo 16-8 in questo quarto set per la Washford Green. Giorgia Avenia al servizio, pallone per Kunzler, e di nuovo Sartori che si fa trovare pronta con questo pallone ben tirato, lungo. Abbiamo visto un errore di Sartori. No, troppo lungo, sì. Abbiamo visto un errore di Sartori, avevamo appena detto a giocatrice con bassissimo livello di errore, gli è scappata questa volta una palla fuori. Barbolini nuovamente con un cambio, entrata Scola, e qui quasi miracolo di Giada Di Mario su questo pallone attaccato da Rebecca Piva che stava andando a 4 metri da lei, e provato ma non è riuscito a distendersi al meglio e a recuperare. Sta facendo vedere veramente degli interventi in acrobazia e anche in posizione molto interessante. Qui Smarzek forse poteva avere un riflesso un po' più rapido su questa difesa di Avenia, che è stata coraggiosa, che mi piace molto questa sua posizione molto avanzata ad andarsi a prendere le pallonate in testa e andare a toccare questi palloni sporchi. Comunque Busto Arsizio recupera un punto, 17-10, palla Smarzek in zona 2. Il duo Avenia-Smarzek ci ha messo un po', adesso mi sembra che si siano finalmente capite su che palla uscirà e che palla Smarzek deve andare a cercarsi. Ha veramente lavorato molto bene nelle ultime azioni. Bracchi al servizio, e punto, bella palla di Bracchi, questa volta come già successo nel precedente turno di battuta riesce ad essere molto efficace. Coach Barbolini continua a pescare dalla propria panchina. Adesso c'è stato il cambio tra i due liberi, non soddisfatto dal contributo di Pelloni. Realizzazione di Kunzler, pallone di Obossa, ben colpito, ben preso, ben tirato, questo permette alla sua squadra di andare al servizio della stessa Obossa, che si presenta in zona di battuta. Pinerolo è in P3, quindi con Dodorico, Smarzek e Cosi in prima linea. Buona realizzazione di Bracchi, e qui è stata molto brava la Scola a farsi trovare pronta. Dodorico ha cercato il lungolinea, ma dall'altra parte l'alzatrice. A volte quando hai i muri alti lavori bene sulle dita, quando pensi di avere un muro basso vai a chiudere e il risultato è questo. Comunque Busto riesce a tenere la palla, e Piva niente da dire. Qui alziamo le mani, un colpo di tecnica, intelligenza, veramente si è meritata tutti i complimenti che le abbiamo fatto prima, a prescindere. Questo è veramente una palla pazzesca. E comunque Busto che si riporta sotto, Obossa di nuovo al servizio, bella palla nuovamente tirata, ben difesa questa volta da Kunzler. Miracolo di qui Bracchi ci fa vedere un altro colpo incredibile su questa pipe. Era stata molto brava Dodorico a reagire in difesa sulla smorzata di Piva, che sembrava dovesse mettere pallone a terra, e poi Bracchi dalla
dalla seconda linea con una pipe col muro a 3 è implacabile. Sì, c'è da chiedersi come mai questa pipe con Bracchi sia usata così poco, anzi questa è stata data perché non c'erano altre soluzioni. Vediamo se Kunzler continua con le difficoltà in ricezione che avevano spinto il proprio allenatore a sostituirla nel corso del secondo set. Qui Scola non riesce a recuperare. Bella battuta di Cosi comunque. Nuovamente in difficoltà Kunzler e Piva risolve. Comunque pur con il muro di Smarke che Silves, col muro più forte di Pinerolo, la palla scontata alzata in bagger vicina, tutto quello che vuoi, riesce a trovare il pertugio e chiaramente siamo in presenza di una giocatrice di ottimo livello, assolutamente. Beh, avevamo qui chiamato. Forse ci ascoltano anche là sotto. Avenia ha sentito il nostro suggerimento e ha pensato magari provo a utilizzare Bracchi anche quando è in seconda linea, e direi che è un'ottima idea. Doppio cambio, forse non graditissimo da Smarziek, che aveva trovato la sua continuità, ma insomma Marchiaro sta facendo dei cambi sistematici. Sempre Kunzler chiamata in ricezione, questa volta palla giocabile, Scola trova con Obossa un'ottima uscita. Qui c'è un esordio in campo di questa centrale, se non sbaglio americana, con una struttura fisica che abbiamo visto prima da vicino veramente importante, non altissima ma veramente molto molto muscolata. Sì, qui probabilmente da valutare se il cambio è per far rifiatare la propria centrale titolare, oppure se coach Barbolini è alla ricerca di trovare nuove soluzioni. Comunque Van Avermaet trova questo bel punto con un'ottima battuta in zona 5, adesso si ripresenta nuovamente al servizio. Questa è la maledizione del palleggiatore che fa il doppio cambio, quando, a parte con le nazionali di Velasco quest'estate, quando entra il doppio cambio i ricevitori prendono generalmente delle barche spettacolari, e chi ha fatto il doppio cambio, e io ne so qualcosa, deve correre per il campo cercando di aggiustare situazioni spesso molto difficili. E tutti quanti dicono perché ha fatto il doppio cambio, esatto. senza riuscire a far giocare la propria squadra. Chiaramente parliamo di vita vissuta, di esperienza. Adesso al Wadsworth Green ripresenta la propria linea di ricezione. Abbiamo Sorokaite come attaccante in 4, Silves in 3, Dodorico in zona 2, Van Avermaet che si ripresenta al servizio, arriva da 2 bei punti in battuta. Bracchi che cerca di non subire, palla per Dodorico, ben difesa, americana in attacco ma non riesce a essere efficace. Palla Scola. E bell'attacco di Obossa. È entrata la sorella di Obossa, perché questa giocatrice che è entrata adesso non è certo l'Obossa che abbiamo visto a inizio partita. Forse non era abbastanza calda a inizio partita, perché qui fare degli esercizi specifici con gli elastici o si ripropone con una motricità ed una forza completamente diversa rispetto all'inizio in cui appoggiava il colpo. Comunque di nuovo Pinerolo che riporta la più 1
la P1 di corsa, diciamo così, con Dodorico che va a schiacciare in zona 4. Il pallone sfortunato per l'attaccante della Watford Green, era destinato ad uscire, però lei non è riuscita a togliersi, e Busto Arsizio che si rifà sotto, perché comunque 22-19, il set non è finito. Pinerolo deve uscire da questa situazione. Probabilmente Marchiaro lascerà ancora a questo punto in campo le due giocatrici più esperte. Sicuramente tanto è nato dalla battuta di Van Avermaet che ha messo in grossa difficoltà la ricezione di Pinerolo, che si è trovata costretta o a subire o a giocare delle palle alte, e la Watford Green non è riuscita a trovare delle soluzioni efficaci. Ma ecco che si ripresenta al servizio, sempre una buona palla, e questa volta con la ricezione in testa Cambi sfrutta al meglio la propria centrale francese, che si fa trovare pronta per mettere giù questo pallone in zona 1. Subito servita la specialità della casa, diciamo, il primo tempo di Cambi con Silves. Adesso vediamo la battuta di Dodorico, andrà a cercare sicuramente Kunzler. Trovata e Kunzler continua in queste grosse difficoltà. Ha fatto anche un gesto tecnico, tipo appoggiare un ginocchio a terra su una palla che stava andando tutto da un'altra parte. Grandissima difficoltà per lei. Sì. Brava Dodorico a centrarla e a ricentrarla. Eccola qui, palla scontata in questo caso per Obossa, che incoccia nelle mani sì, ha cercato la soluzione di tutte le possibilità che c'erano. La peggiore, tirare chiuso nelle mani di Silves. Insomma, a volte non ci aspettavamo un 3-2, non ci aspettavamo. No, ci aspettavamo una cosa, visto anche i precedenti, soprattutto nell'ultima partita di campionato giocata qui a Villafranca. Busto Arsizio si era dimostrata nettamente superiore a Pinerolo, e aveva dimostrato anche poi nel proseguo anche dei playoff di essere una squadra di ottimo livello. Sicuramente Pinerolo da lì in poi è molto cresciuta. Oggi è riuscita con delle ottime serie di battute a mettere in grossa difficoltà la ricezione Bustocca. Diciamo che il campo, come dicevamo, il campo di destra è il campo che probabilmente permette di esprimere al meglio il servizio, perché adesso speriamo nella scelta del campo. Assolutamente. Mi sa che la scelta non sia stata, che Capitano Crari non ci appoggi in questa teoria del campo di destra. Diciamo che noi anziani alle volte siamo un pochettino più scaramantici rispetto alle nuove generazioni, esatto. E quindi vediamo delle cose che magari non hanno nessun fondamento né reale né scientifico, però io avrei scelto il campo di sinistra, fossi stato il capitano, per finire nel campo di destra, per finire la partita nel campo di destra. Questo nel dubbio avrei fatto spostare le due squadre, visto che non costa troppa fatica. Esatto. Diciamo che a parte queste amenità, no, diciamo che vediamo adesso se Busto riuscirà a trovare diciamo così, la decisione, la determinazione che ha cercato di imporre all'inizio della partita. Pinerolo evidentemente anche con qualche scelta di giocatrici, chiamiamole di seconde linee, però adesso hanno trovato un buon tipo di prestazione, quindi la partita si è complicata molto per Busto. Sì, diciamo che molto dell'equilibrio del gioco delle due squadre è ruotato attorno ai turni di ricezione di Kunzler e di Bracchi da una parte,
quindi chiaramente in base all'efficacia del gioco delle due attaccanti che sono diventate il bersaglio fisso del servizio avversario, chiaramente questo ha poi condizionato tutto il gioco. Barbolini si fida di Kunzler, che la fa Barbolini si fida della sua titolare, chiaramente. Parte col sestetto titolare nel tie break come facilmente comprensibile. I ragazzi di Pinerolo sono completamente deconcentrate sulla ricezione, alla caccia di un insetto che si è introdotto nel campo di gioco e che ha spaventato Smarzek. Quindi Kunzler al servizio, pallone verso Di Mario che ben risponde, bell'attacco di Silves, palla piva, muro ben coperto da parte della seconda linea, e qui Obossa ci fa di nuovo vedere che perché lei la titolare nella sua squadra, e si ripropone con lo stesso piglio con cui si era riproposta nel finale di quarto set. Gran bel diagonale. Da notare l'ennesimo attacco di Piva che non è passato ma che è stato coperto facilmente, quindi sì, in ogni caso, anche se la palla non è perfetta, riesce comunque sempre a non chiudere il colpo, e quindi è molto difficile a Muro prenderla al meglio. Bella palla di Bracchi, qui presa molto molto alta, giocata sulla mano esterna di Obossa. Bel lavoro di Bracchi che permette a Silves di andare a fare qualcosa al servizio. Vediamo, proviamo a non dire nulla. Ennesimo cambio di gesto tecnico, questa volta un salto flotto non arrotato, la palla sfila via in maniera velocissima, però nettamente fuori dal campo, ed ecco Sartori che ha ripreso il suo posto al servizio. Dodorico che dà palla ad Avenia che serve Bracchi. Effettivamente da quando hanno ricominciato, Avenia ha cominciato a dare queste palle un po' più morbide a Bracchi, la ragazza ha preso tranquillità, ha preso coscienza dei propri colpi e riesce ad esprimere tutto il suo potenziale. Bel pallonetto qui di Obossa a controtempo, nulla da fare per Bracchi a Muro questa volta. Se l'è portata giù, le ha toccato le mani ma stava già scendendo e la palla è sbrodolata per terra. È eseguito veramente molto bene, fintato fino all'ultimo. Bracchi ha fatto quello che poteva, ma in ogni caso anche Di Mario in seconda linea non ci sarebbe arrivata, ed ecco che vediamo la battuta di Obossa. Obossa si ripropone al servizio. La palla questa volta cerca troppo Bracchi, da questo pallone non riesce a trovare nel campo né le mani del muro. Ha cercato sostanzialmente di fare del male a Piva, perché era il loro problema principale dal punto di vista tecnico. Gli ha scaraventato una lavatrice in faccia, ma Piva è riuscita a togliersi. Nuovo Bossa al servizio. Questa volta è stata molto brava Avenia a servire questa palla spinta all'indietro a Smarzek, che approfitta del mismatch contro Piva a Muro 1 e mette il pallone per terra. Siamo 3-4, Martina Bracchi al servizio. Palla a Piva questa volta un po' bassina, Smarzek implacabile. Possiamo dire di aver visto una murata su Piva dopo 4 set e un pezzo, insomma. Sì, diciamo che vada a suo merito. Chiaramente su una palla bassa spinta così bisognava tirarla, ecco, non c'era molto da fare. Bella palla questa di Van Avermaet, anche se era un po' lenta, era un po' fuori tempo, però
anche contro il muro a 2 ha trovato una bella uscita lungolinea e manda Rebecca Piva Dobbiamo al dire servizio. che Van Avermaet, l'abbiamo vista da vicino, è dotata di una struttura fisica veramente importante. Bravissima Bracchi qua, miracolo di Bracchi in ricezione, perché Miracolo di Avenia in palleggio, miracolo di Avenia e Dodorico a quel punto è andato a chiudere. Dodorico a quel punto non poteva fare a meno che mettere il pallone sui 3 metri nel campo avversario. Cosa il servizio mette in difficoltà Kunzler e Dodorico con un ottimo muro a 3 chiude la strada. Potrebbe essere una svolta importante, perché i ricevitori attaccanti fisici come Kunzler, quando faticano in ricezione e passano in attacco, hanno un atteggiamento rispetto alla partita. Quando invece non passano in attacco la questione si fa complicata. E difatti a seguire probabilmente un errore. No. Silvers è riuscita, alza la mano. Ottima, quindi ritiriamo tutto. Ottima palla di Kunzler, che ha trovato le dita di Silvers. Sì, con un attacco lungo e alto. Van Avermaet, che era stata protagonista nel finale del set precedente di un ottimo filotto al servizio, tirando fortissimo lungo in zona 5, adesso si ripresenta, c'è un attimo di indecisione da parte degli arbitri, il referto va sistemato, ma è tutto pronto sul 6 pari per riprendere il gioco. È ufficiale la palla fra Avenia e Smarzek, che è stata trovata e funziona. Smarzek ha anche trovato il modo di entrare sulla palla nella maniera più precisa. Vediamo adesso il servizio, se sceglierà il suo nuovo attacco, la sua nuova battuta spin. Confermato. E qui punto, brutto errore da parte di Obossa, cerca una diagonale impossibile e il pallone finisce a metà rete. Diciamo che queste posizioni dell'attacco di Busto, in cui c'è la Kunzler davanti e non c'è Piva, è chiaro che diventa difficile trovare degli sbocchi, soprattutto se la ricezione non arriva sempre precisa, e Obossa purtroppo per lei non ha dato una mano alla sua squadra. Comunque per i palleggiatori non c'è segnale peggiore che un opposto che ti metta una palla in rete, insomma, finché tira fuori, cerca le mani, viene murato, ma una palla in rete è proprio un bruttissimo segnale. Cominci a pensare, gliela ridò per rimetterla in partita. Qui ottima difesa da parte di Bracchi e Avenia, che ha trovato nella Smarzek il giusto contraltare, a differenza dell'opposto della squadra avversaria, e quindi coach Barbolini che si vede costretto a cercare di rimettere in sesto le fila del gioco della propria squadra. Chiaro che questa non è stata tanto un'azione dettata da errori di Busto Arsizio quanto di bravura da parte di Pinerolo, che ha ben difeso. Posizione perfetta, probabilmente su traiettorie studiate. Esatto. Bracchi era esattamente dove è caduta la palla, e poi Smarzek ha fatto un ottimo attacco, perché effettivamente la palla non era proprio perfetta. Adesso Barbolini riprova la carta Lazic al posto di una Kunzler, effettivamente un po' in trouble, un po' anche dall'immagine del suo volto non è sicuramente
pace con se stessa. Bella battuta di Smarzek nel frattempo, che è andata fuori di poco. Check in corto, signore, check in corto. Sì, qui c'è una richiesta di check da parte della panchina di Pinerolo. L'impressione dal vivo era che la palla fosse fuori abbastanza. Diciamo che probabilmente Marchiaro vuole un pochettino interrompere il gioco. Effettivamente il pallone era parecchio fuori, però diciamo che molte volte chiunque avrebbe chiesto un check su una palla che poteva darti il 10-6 del tie break. Esatto. Quindi Boldini al servizio. E Dodorico che mette pallone a terra con questo pallonetto ben indirizzato in zona 3. Giocatrice tecnica, una bellissima posizione in ricezione corretta, ha aggiustato una palla non alzata perfetta con un pallonetto didattico. Vediamo adesso in battuta chi andrà a cercare, probabilmente Lazic. Dritto per dritto. Brutto gesto di Sartori che non riesce. Povera Sartori, gliel'abbiamo un po' mandata. Abbiamo detto che aveva una buona capacità di gestione dei colpi. Qui c'è Barbolini che le sta provando veramente tutte. Sta facendo il doppio cambio al contrario, una cosa inusuale, un po' particolare, diciamo, perlomeno inusuale. Sì. Ma noi non l'abbiamo capita, speriamo il pubblico a casa invece la interpreti nella maniera più corretta, poi lo dirà la partita. Di nuovo Dodorico al servizio, ben effettuato, ben difesa di Giada Di Mario. E Smarzek trova maestra. Il solito pertugio fra il mignolo del posto 4 e la Stina. Maestra nel trovare questi palloni che si infilano in 3 centimetri di spazio tra il braccio e la Stina. Però l'incredibile visto da fuori, perché da fuori è tutto facile. E come mai a volte i giocatori che hanno un punto di forza inizino la partita utilizzando tutte altre traiettorie. Smarzek che ha iniziato provando tutt'altro e adesso ha trovato quello che è il gioco che abbiamo visto per mesi venendo a vedere le partite qui al Palabus Company. Dodorico nuovamente al servizio, la Warsaw Green che ha preso 5 punti di vantaggio. Siamo 12-7 nel quinto set. Buon servizio e bel muro da parte di Silves. Il secondo arbitro secondo me l'ha vista fuori. Il primo arbitro giustamente, avendo a disposizione i mezzi elettronici e essendo lontanissimo da dove è caduto il pallone, chiede lui stesso la verifica del punto. La palla pizzica la riga. Quando sei sopra e tutto ti va bene, tutto va bene, e non c'è, è la regola, è un po' è la legge di Murphy al contrario, insomma. 3-17, Pinerolo che è sempre più vicina alla chiusura di questa partita. Dodorico nuovamente a tutto braccio, seconda linea per Frosini, bella difesa di Smarzek. Bracchi che non subisce e Lazic che schiaccia fuori.
questo adesso si dice giocare di sistema, e quindi Bracchi ha preferito una palla interlocutoria e lasciare il rischio agli avversari. A me così, in questo momento della partita, una bella palla ignorante sarebbe piaciuta tantissimo. Diciamo che per fortuna la ragazza non ha seguito il tuo consiglio, ma ha messo una palla corta sull'opposto in maniera da costringere l'attacco avversario a rifugiarsi solamente in zona 4. Lazic cerca le mani del muro e questo porta Dodorico al match ball. Vediamo se lo tira tutto braccio o se fa una palla anche lei interlocutoria. Tutto braccio. Ricezione, palla Mastrosini che schiaccia fuori, e Pinerolo che porta a casa questa vittoria probabilmente insperata, sì, come presupposti, però sicuramente meritata, probabilmente anche imprevista, però dai, una buona partita, una grande difficoltà per le opposte di Busto. E quindi appuntamento fra una settimana, quindi con una rivincita tutta da vedere. E quindi dal Palabus Company di Villafranca a Piemonte, Giancarlo D'Ametto e Alessandro Bussi vi salutano e vi danno appuntamento per le prossime partite. Buonasera a tutti. Ciao a tutti. Uno